La natività che vi mostro in questo video, ad opera del veneziano Tintoretto, è una delle rappresentazioni più rivoluzionarie dell'epoca moderna nel dipingere l'evento biblico. Anche se può sembrare strano, per l'epoca questo quadro poteva essere oltraggioso. Ricordiamo che l'opera è datata 1581 e c'è ancora la Controriforma nell'aria. Il pittore Tintoretto più di una volta lavorò rappresentazioni diverse dal solito modo per mostrare gli eventi biblici o delle vite dei santi da un punto di vista strutturale, ma non erano lavori privi di un loro potenziale spirituale. Non a caso di natura spirituale, l'unica fonte luminosa in questa struttura interna. La luce proviene dagli angeli e proprio la loro luce condiziona tutta la luminosità in questa ambientazione notturna. Quest'olio su tela fu commissionato dalla Scuola Grandi di San Rocco di Venezia, dove si trova tuttora. E la novità non era tanto nella stalla a due piani, ma nella posizione della Sacra Famiglia. I protagonisti principali dell'opera, in questa versione della Natività, non sono posizionati centralmente come di solito nei ritratti, sono bensì situati qua in alto a destra, come se fossero persone comuni, e nonostante Gesù bambino sia circondato da un'aureola, l'autore ha preferito puntare più sul lato umano che su quello divino. Il piccolo Gesù viene mostrato, anzi svelato da sua madre Maria. Anche lei, come suo figlio, è circondata da un'aureola intorno alla testa, mentre non la porta San Giuseppe. Ad esclusione di alcuni piccoli elementi di natura spirituale, Tintoretto ha voluto dipingere un'ambientazione comune e terrena. La Sacra Famiglia in quest'olio su tela sembra proprio una famiglia comune, non tanto diversa dai pastori, dai contadini e dagli allevatori che si stanno dirigendo verso di loro. E alcuni di questi comuni mortali, oltre che a celebrare la nascita di Gesù, stanno continuando le loro comuni ed umili attività, e i frutti di queste attività si vedono nel pane e nelle uova che stanno offrendo la Sacra Famiglia. I prodotti delle loro attività sono a sua volta legati alla nascita, alla vita e all'umiltà e alla carità. La Sacra Famiglia è posizionata nel piano superiore, forse per alludere alla natura mistica e divina dell'evento, mentre al centro del piano inferiore abbiamo degli animali con un chiaro significato, il bue e l'asinello, di solito molto vicini alla Sacra Famiglia. In questa versione invece sono distanti, divisi da un piano, ma non privati della loro simbologia. Appaiono dei gallinaci, un gallo e un pavone. Tutte e tre le creature sono legate a simbologie spirituali che il cristianesimo ha ereditato dal paganesimo. Al gallo viene legato anche un evento biblico, quello del tradimento di San Pietro e al suo pentimento, a poco tempo dalla passione di Cristo. Si può dire che anche in questa natività rimane la contrapposizione della nascita di Gesù con la sua morte, come in buona parte delle natività, ma in maniera diversa dal solito. Il pavone invece rappresenta la nobiltà, l'eternità e la continuità, e come il gallo è associato alla luce e al sole. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione e arrivederci ai prossimi video.